alla Catalla. Buongiorno alla Catalla a tutti, benvenuti su Radio Fantastica. Fino alle 14 vi terremo compagnia con Alla Catalla, una trasmissione che ancora oggi pare essere la trasmissione più ascoltata in Sicilia. Qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì e chi se ne frega. L'importante è che voi ci siate e che siate collegati con noi su Radio Fantastica. Vi ricordo che siamo anche in onda in TV. Questo te lo faccio ricordare a te perché ho un compagno di viaggio che si trova di là in regia, che Buongiorno. si occupa dell'amministrazione del mixer. Si chiama Gianfranco Comis. Buongiorno. Buongiorno anche a Vuoi te. ricordare per favore dove siamo, in quale stazione Canale radiovisiva? 215 del digitale terrestre Sì. su Sesta Rete. Questo in Ok. contemporanea, quindi anche adesso se volete potete seguirci in contemporanea su Sesta Rete, però ci sono anche delle repliche. Gianfranco le ricorda a memoria. La mattina dalle 7.30 alle 8.30, il pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 e la sera dalle 22.30 alle 23.30. Per questo lavoro gli diamo 18 euro al mese, pensate, non al giorno, mi sono informato. Argomento di oggi, 2 punti. Un buon proposito per il nuovo anno sarà... puntini puntini. Completa la frase anche alla SMS line 346 8724 877. Le Cerebro fanno la loro apparizione, bene o male, una puntata sì, una puntata no, di Alla Catalla. Secondo me, Gianfranco, tu hai qualche cosa con queste Cerebro, vero? A notte non nomi perché da chiedere video su YouTube i video delle Cerebro. Ma no, dai. No, anche perché ho visto il video delle Cerebro, proprio di questa canzone. Merita. Devo dire che sicuramente per uno come te, con le tue malattie mentali che hai, le tue perversioni, un video del genere bene non fa. Buongiorno Peppe Celestino, dove se Peppe sono io, Celestino sei tu. Sono Nico da Messina. Il mio proposito per l'anno nuovo è smettere di prendere troppi caffè. Hai visto che c'è qualcuno che già risponde all'argomento? Salvo e Veronica Marletta. Buongiorno Peppe e Memole. I buoni propositi del 2013 sono che mio marito trovi un buon lavoro e poterci sistemare come si deve. E un altro proposito è venirvi a trovare, magari con un tabarè di cipolline come piace a te e l'immancabile chinotto. Chi dici? Devo dire che il chinotto un po' mi manca. Qui portano le birre ma il chinotto non arriva mai. È tornata a trovarci Maria Clara Ocera. Buongiorno Maria Clara. Ciao a tutti. C'era un negozio famoso che in piazza Ludovico Ariosto non c'è più, ha chiuso, e quelle vetrine sono state utilizzate per appendere una grande tela da dipingere. Ecco qua, questa è la parte centrale della tela che vi faccio vedere. Eccola qui, aspetta, 5 come mettiamo metri, contrario, esattamente. posso danni. Ecco, guardate, 5 metri di tela. Questa è la poi parte soltanto centrale, perché la tela tutta intera è 10 metri. 10 metri. Questa doveva essere tagliata poi e fatta, diciamo, in piccoli moduli da battere all'asta. Invece cosa è successo? Ci hanno richiesto di avere questa tela tutta intera, Ecco. per poterla inserire in una bellissima chiesa. In pratica Quindi sono 2 le chiese che si contendono si stanno questa bella contendendo tela, questa che tela. non verrà quindi più tagliata né messa all'asta. No. Andrà ad una di queste chiese. Ma allora l'asta con che cosa la faremo? La facciamo con delle litografie, che stiamo realizzando. Sì. È il presepe di Gentile da Fabriano, che noi abbiamo contaminato con tutto quello che è un po' la sicilianità, quindi non ovviamente, come i fichi succede nei d'India, presepi, no? Poi ci sono tutte le varie parti che riguardano, non so, la collegiata, abbiamo messo la cattedrale, abbiamo messo il liotro, cioè venitela a vedere perché è veramente qualcosa di fantastico. Tutte le persone che passano da quell'angolo e vedono queste persone, questi ragazzi che dipingono, tutti che ci dicono ma complimenti, ma ci finalmente mancherebbe. a Catania una cosa bella, una cosa particolare. Se ne dovrebbero Perché fare di più se ne e non dovrebbero fare di aspettare più. soltanto il Natale o l'evento Esattamente. particolare. Se ne dovrebbero fare di più anche ogni giorno, anche perché di cose belle se ne possono fare tante. Di angoli brutti da recuperare nella città in fondo ce ne sono. Ce no? ne sono tantissimi. Con una tela e 4 artisti diventa un angolo meraviglioso. Anzi, lanciamo una Ecco. possibilità, eventualmente Dai, una dai, proposta. dai. Se qualcuno, se qualche politico volesse anche intestarsi un nuovo progetto nostro, per esempio per la prossima volta facciamo Colore il tuo carnevale, Ecco. in un angolo della città. Ti aspettiamo, via Giacomo Leopardi, angolo con Piazza Ariosto, Giorno il colore 30. il tuo Natale. Mi Giorno raccomando, 30. venite in tanti perché ci sarà questa bella opera d'arte da vedere e poi questi ragazzi da ringraziare e poi ci faremo gli auguri. Ci sarò anch'io. Parlavamo prima con Giuseppe la maieutica, no? La maieutica è questo, no? Entrare dentro le persone, estrapolare quello che hai dentro. Siccome sei una persona vera, essendo che sei una persona vera, sei più vulnerabile. La tua, tra virgolette, dico, aggressività è data dalla tua debolezza. Certo, io lo faccio, io attacco per difendermi. Invece non è così.
È cresciuto, è cresciuto. Non Era una è guaglia, così. quando aveva 14 anni era una guaglia, Non è era una sì, alla guaglia. fine sarà- Che vuoi? sarà Gli agnurini. un avvoltoio sarà alla Gli fine. agnurini, Caruso, partivo dalla guaglia. Lorena dice trovare il modo per far soldi, magari una bella ricerca al tesoro. Scherzo. Comunque buon proposito per il 2013, prendere la vita con un sorriso e regalare un sorriso. Ciao da Lori. Giuseppe Barbagallo dice io ho visto storiare perché ancora non ho fatto niente. Promesso Giuseppe, davanti a tutti lo stai facendo. Poi Giuseppe e Antonella Scuderi, che sono i nostri amici che ci ascoltano dalla Svizzera. Ciao Peppe, prometto in estate 2013 quando ti venga a trovare che sono 20 kg in meno. Tu promettimi sopra la curdura. Come? Tu prometto sopra la curdura. Ciao e buon weekend. Ah, dice saluta pure Mignolo. Mignolo sei tu? Sono io, Mignolo. Mignolo non mi pare male come nome. Un sacco di gente che mangia giapponese dalle nostre parti e quindi ho messo Popolo Internazionale di Alla Catalla. Chi sta mangia oggi? E ho messo questa bella foto di un sushi particolarmente diciamo condito in maniera proprio da leggere addirittura la parola sushi. Vedi che bellini, dei belli esemplari di... Esemplari di chi? Siete Ma con carucci. cosa parlando? Ma se capito che ti tagliamo, Andrea Bocelli, di nuovo è vera, piazza San Cosimo. Motogatto dice l'anguilla alla catanese accattata al lato chiosco della pescheria, che è una tradizione. Giuseppe D'Agata, carbonara e canna arrostuta. Paolina Paoletta dice lasagne e cotolette. Vieni a pranzo da me, sta parlando con te, ci vuoi dire? Dov'è che ci Non vado? lo so, adesso ce lo facciamo dire. Turisais, spaghetti ai frutti di mare e salmone. Ciao ragazzi, buon pranzo a tutti. Siamo alla fine ormai del nostro appuntamento, sono le 13.55 e vorrei sentire proprio quella sigla che mettiamo di solito, che è quella di In the Summer, così ci parliamo un po' sopra e diamo appuntamento ovviamente a questa sera per quanto riguarda la replica che parte alle 20 su Radio Fantastica. Grazie a tutti da Giuseppe Castiglia e alla Catalla!